L'amministrazione comunale di Montevago ha incontrato i titolari delle attività commerciali gravemente danneggiate dall'emergenza Covid-19. Per sostenere la ripresa delle attività costrette a chiudere sarà concesso infatti un contributo a fondo perduto da 1.000 euro. A tal proposito saranno previsti 40.000 euro nel bilancio comunale. Le attività commerciali non pagheranno la tassa sui rifiuti per 6 mesi, saranno messi in campo altri interventi, se necessari. Anche l'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è già prevista da norme regionali e nazionali. Per quanto riguarda le imprese edili, si cercherà di assegnare a turno dei lavori comunali. E il prima possibile, appena approvato il bilancio, dall'indomani inizieremo con questo supporto, che è quello che il Comune in questo momento vi può dare. Vorremmo arrivare almeno a 1.000 euro per attività, in modo tale che possiate avere una degna, diciamo, tra virgolette, risorsa per quello che è capitato. Abbiamo messo in questo momento nel bilancio comunale, per questa emergenza che è legata alla vostra presenza, poi a quello che avete avuto, 40.000 euro. Per fare questa una risorsa soltanto per dare che trovi riscontro nel Consiglio comunale è quello di, intanto, per le attività commerciali che sono state completamente chiuse per credo un paio di mesi, per queste attività commerciali non far pagare la tassa dei rifiuti urbani per 6 mesi.